Venerdì 8 giugno alla Zoppas Arena si è tenuta l'Assemblea Generale di Unindustria Treviso, dal titolo Imprese e Lavoro. I lavori si sono articolati in una parte interna, con adempimenti statutari, ed una parte pubblica che fa riferimento al tema conduttore dell'Assemblea. Tantissimi gli imprenditori, i soci e le autorità presenti. Molto apprezzato l'intervento di Alessandro Vardanica, che i soci hanno confermato alla guida dell'associazione per il prossimo biennio, e più volte interrotto dagli applausi quando ha parlato di uno Stato sempre più invadente, inefficiente e intenzionato a non rimuovere le troppe rendite di posizione. Il presidente di Unindustria Treviso ha anche invitato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a restare fuori da qualsiasi collateralismo con la politica. È stato poi consegnato il premio Giovani in Fabbrica, assegnato alle imprese associate che abbiano assunto più giovani sotto i 30 anni negli ultimi 12 mesi. Successivamente sono intervenuti il giornalista Oscar Giannino e l'economista Michele Boldrin.